Maschina che si è messa in movimento per la sesta delle 8 corse in programma questa sera, una categoria EF, i gentleman protagonisti, 1 Unfaithful Model, 2 Scrocedaghi, 3 Pertebar, 4 Turbine LP, 501 MMG, 6 Uragano Spritz, in seconda fila 7 Naldo Benal, 8 Vertigo Spin, 9 Radenska Daghi, 10 Varadero, unico Giasceba è l'11. L'errore di Naldo Benal, sbaglia unico Giasceba. Pertebar e Turbine LP in linea avanti a Scrocedaghi al largo 01 MMG. Insiste Turbine LP che sopravanza Pertebar, il quale alla fine al completamento dei 200 in 13,7 concede il via libera in vantaggio Turbine LP. Pertebar si tiene la destra libera su Scrocedaghi, andandosi al completamento del primo quarto di gara, passato in 28,4 da 1,11 al chilometro. Si va sulla seconda piegata, è uno schema che vede Turbine in vantaggio. Pertebar contento di stare lì dov'è per avere a destra libera e aspettare il momento opportuno per entrare in gioco. Da dietro faticano ancora a ricucire gli altri, ci prova Unfaithful Model, i 600 di gara in 44,3. Ora si scopre Pertebar, guadagna una posizione di dentro Scrocedaghi, problemi rimediati al volo da Unfaithful Model che è seguita da Uragano Spritz e Varadero. Pertebar dopo un giro in 59,4 va a prendere sotto tiro Turbine LP, lo copre interamente al completamento del chilometro, molla la corda Scrocedaghi, 1000 iniziali in 1,14,8 con Pertebar che va al fianco di Turbine LP, lo copre interamente, tende a passare già a 5,50 al termine, sue mosse seguite da Scrocedaghi. Attacco della piegata finale con Pertebar che è passato di giustezza a dritto opposta in 14,9, 1,29,7, 3/4 di miglio. Pertebar che si allontana dalla compagnia a 300 metri dal termine, se ne va facile Pertebar da Scrocedaghi e Turbine LP. All'ingresso della dritta d'arrivo c'è solo un cavallo in pista e è Pertebar che è almeno una ventina di metri avanti al resto della compagnia. Finisce bene ma tardi Vertigo Spin perché è tutto già finito da molto tempo. Pertebar che vince nel più facile dei modi, secondo è un comunque valido Vertigo Spin, al terzo a distanza 0,1 MMG avanti a Radenska Daghi in open stretch, 1,59,3 il totale, 1,14,5 la media al chilometro per il successo mai in discussione di Pertebar. Carlo Udorovic, il train di Lorenzo Baldi, colori di casa della scuderia Altomare, l'11enne figlio di Giuliano Star che domina a piacimento dal netto favorito, 1,83 la quota al Totti, il numero 3 sul tabellone al primo posto, al secondo l'8 di Vertigo Spin, al terzo il 5 di 01 MMG.